Il 15% degli studenti italiani, cioè oltre 1 milione di ragazzi, non troverà posto nelle scuole sparse nel territorio italiano per la necessità di garantire il distanziamento di 1 metro in ogni classe. Lo riporta uno studio realizzato dall'Associazione Nazionale Presidi che continua ad esprimere preoccupazione alla organizzazione per la ripartenza della scuola, fissata il 14 settembre prossimo. Ieri è scaduto infatti il termine per la richiesta di banchi monoposto da parte delle scuole che abbiano tale necessità al fine di sistemare nel migliore dei modi gli studenti. È apprezzabile l'accelerazione del Ministero, ma forse i tempi sono molto ristretti, dichiara Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Lunedì infatti il commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri ha indetto una gara pubblica europea per l'acquisto di 3 milioni di banchi per garantire la riapertura dell'anno scolastico in sicurezza. Le aziende partecipanti devono garantire tra l'altro la consegna e il montaggio entro il 31 agosto, a 2 settimane prima del suono della campanella. Sottolinea Giannelli che oltre all'acquisto di banchi ci sono i tempi di consegna e quelli per ritirare quelli vecchi, operazione questa che deve essere compiuta, riporta il bando, direttamente dall'appaltatore. Giannelli dichiara inoltre che la necessità prevista risulta inadeguata rispetto alla richiesta, con inevitabili ritardi. Le scuole tra l'altro devono avere anche la possibilità di preparare gli ambienti quando ancora molti istituti non hanno ricevuto comunicazione sui locali aggiuntivi da preparare già dal 1° settembre. Altra parallela questione sta riguardando la difficoltà delle scuole paritarie. Recenti studi hanno previsto che senza interventi urgenti almeno il 30% delle scuole paritarie potrebbe non riaprire a settembre e circa 300.000 studenti dovrebbero così cercare una collocazione presso le scuole statali, peggiorando ulteriormente la ricerca di nuovi spazi dove far svolgere le lezioni con un costo per lo Stato di oltre 2 miliardi di euro. Lo riporta uno studio pubblicato sul sito www.noisiamoinvisibili.it nel quale già 82 istituti paritari, in prevalenza nidi e materne, sono stati costretti ad alzare bandiera bianca e a settembre 3.433 studenti dovranno cercarsi un'altra scuola con una ricaduta in termini di costo sulla collettività di 30 milioni di euro.